ritrovati a Edicola Friuli. Oggi, prima di partire per Gemona, dove andremo a conoscere un altro edicolante, sfogliamo insieme il numero del settimanale Il Friuli in edicola quest'oggi. Il titolo è diretto, conciso e assolutamente esplicativo. Sfibrati. Si parla di, digital device, perché la fibra ottica stesa dalla regione pareva aver risolto ogni problema e invece dopo 2 anni molte aziende sono ancora sconnesse. All'interno del numero in edicola quest'oggi ricordiamo anche un compleanno importante. Gianola Nonino, la regina della grappa, festeggia 80 anni tra gli alambicchi. Si parla invece dell'ennesimo assalto senza fine alle acque della montagna, con l'11ª centrale sulla Pesarina, e poi focus a 13° Meduno Gorizia e lo speciale tutto da leggere e da sfogliare. Pordenone legge un libro tira l'altro. Sconnessi a pochi metri dalla fibra. Le linee principali per la banda ultralarga sono pronte da tempo, ma molte aziende restano prive di un servizio ormai strategico. Confindustria Udine è decisa a sbloccare la situazione. Alessandro G. Giusto ci guida all'interno di questa giungla, è proprio il caso di dirlo, di disagi per chi appunto vorrebbe e pretenderebbe alla soglia del 2020 una connessione all'altezza. Sono 90 i milioni di euro spesi dalla regione Friuli Venezia Giulia con il progetto Hermes, che ha collegato con la fibra tutti i comuni della regione. Ciò nonostante, molte aree produttive non possono usarla. In sostanza non sono soltanto i privati ad essere danneggiati, ma anche molti imprenditori, molte aziende. E qui abbiamo anche i 10 comuni più connessi del Friuli Venezia Giulia, con un grafico, e poi ci sono diversi spunti, anche proposte lanciate proprio dagli imprenditori per migliorare o comunque risolvere questa situazione. E poi il rovescio della medaglia, che poi è sempre in negativo anche questo, ma si parla proprio della difficoltà dei cittadini che sono indifesi davanti a questi disservizi. Alle offerte allettanti spesso non seguono servizi all'altezza delle promesse e le contestazioni fioccano. Più difficile la situazione sul territorio, e anche nelle città dove la fibra c'è, la banda è molto meno larga di quanto si immagini. E insomma, il 90%, questa è la percentuale di soluzione delle controversie per chi si rivolge al Corecom, che nel 2017 ha ricevuto ben 2116 istanze di conciliazione, molte delle quali per disservizi proprio relativi alla DSL. Una parola che probabilmente evoca in molti di voi un certo fastidio. E poi il muro di gomma dei call center quando la linea non va. Insomma, sicuramente è di interesse e tutti abbiamo avuto a che fare con questo tipo di problematiche, sperando che si risolvano. Parliamo invece di un compleanno importante, perché la regina della grappa compie 80 anni tra gli alambicchi. Gianola Nonino è pronta a festeggiare il compleanno, circondata dall'affetto della sua famiglia e con l'orgoglio di aver portato in alto il nome e la qualità dei produttori friulani. E poi ci spostiamo a Prato Carnico, l'ennesimo progetto per una derivazione a scopo idroelettrico sul torrente montano che dà il nome alla valle, ma nel suo bacino idrografico sono già in funzione 10 turbine. Il rischio è di desertificare l'intero ambiente. Un'altra centrale sul Pesarina. Ed ecco qui appunto anche il reportage fotografico e assalto continuo alle nostre acque. Il focus di Alessandro Di Giusto. Ci spostiamo invece nel Pordenonese, perché questo scritto di Ottavio Sgubin dice: migranti, il muro dell'odio va abbattuto. In occasione di Pordenone legge, questo scritto fa il punto sull'immigrazione di oggi. Bisogna aprire i porti e le menti e non imputare agli stranieri tutte le cause dei mali della nostra società. Ottavio Sgubin chi è? Un pittore di Fiumicello che da anni è stato adottato dalla città di Pordenone e da sempre è impegnato con la sua arte nel sociale, definito pittore degli ultimi per la sua attenzione ai poveri e per il ciclo sui barboni che lo ha reso celebre. E qui vedete appunto anche un suo disegno.
E visto che abbiamo parlato di Pordenone Legge, ecco a voi l'inserto dedicato al Festival dei Libri, una full immersion nel segno della lettura, con l'edizione numero 19 dell'evento, che è ospitato dal capoluogo del Friuli occidentale, che ritrova la sua passione per gli autori, le conversazioni, le storie, il confronto, le riflessioni e anche i sogni, ed è proprio un libro tira l'altro, è proprio vero, e all'interno trovate tutti gli appuntamenti con gli autori, gli ospiti e il calendario delle presentazioni. Sono tantissime, infatti, le anteprime e le presentazioni adatte a tutte le età. Per quanto riguarda gli spettacoli, invece, ci spostiamo nelle pagine curate da Andrea Ioim, e il musical traina l'intero settore. Da anni, tra gli spettacoli che raccolgono il maggior numero di spettatori, il mix di opera, balletti, commedia brillante e titoli di film famosi funziona, perché riporta sul palco un passato il più delle volte mitizzato. Insomma, sono grandi produzioni, specie in versione italiana, che conquistano il pubblico, e con un genere che, appunto, come ricorda Andrea Ioim, è nato circa 150 anni fa, ma che continua a piacere. Vedete qui due classici, La Bella e la Bestia, Grease e Ghost, ma anche Flashdance e insomma tanti altri. All'interno del settimanale trovate anche l'intero palinsesto di Telefriuli con tutte le novità della stagione televisiva appena avviata, e spazio anche alle vostre foto nella pagina della gente. Adesso, insieme a Tiziano Campigotto, ci mettiamo in marcia e andiamo a conoscere un nuovo edicolare. Ci troviamo qui all'edicola Bellina di Gemona. Oggi è zona di mercato, anche ogni 3 venerdì del mese, se non sbaglio. Il terzo venerdì del mese si trasferisce dal centro, si trasferisce giù qui in stazione. Accanto a me Mario Lepore, che dà una mano alla moglie. E insomma, come è iniziata questa avventura e questa attività? Oddio, è iniziata ben 26 anni fa. Il suggeritore dopo. Sì, sono stato io l'artefice abbiamo comprato l'azienda, insomma, da un altro giornalaio all'angolo qui in stazione, e poi siamo stati sfrattati e abbiamo deciso di comprare questo box, e siamo qui ormai da 10 anni. E la clientela, invece, cosa significa essere per tanti anni sul mercato? 26 anni lavorare a contatto con il pubblico e conoscerne gusti, eccetera. Come si tengono questi rapporti? Dio, adesso ormai sono diventati di amicizia, anzi, chiaramente, sì, confidenza. Senta, una domanda personale, visto che ha detto che ha fatto il cuoco, adesso che vanno anche tanto di moda le pubblicazioni, no? Le trasmissioni, cosa ne pensa da esperto, insomma? Da esperto magari no. Da addetto ai lavori, allora. Da esperto magari no, ma comunque ce n'è talmente un'infinità che credo che sia proprio inflazionato l'argomento cucina. Sì. Però piace sempre. Sì. Ma cioè, come dico, pare che si muoia di fame tutti qua, no? Sì, con tante pubblicazioni e poi io sento le signore qui che dicono, o anche i mariti, che tanto la sera si mangia sempre quello. Silva Bellina è la titolare di questa attività. Allora, abbiamo parlato, no, di gusti, di libri di cucina, di riviste. In realtà lo zoccolo duro della clientela è rappresentato anche dai bambini, vero? Certo che sì. Adesso è difficile star dietro, perché i miei ormai sono grandi. Quando mi chiedono qualcosa, ditemi voi, perché io non so qual è la cosa. Allora vengono dietro al banco, li lascio venire, così loro scelgono da solo il loro giochino. Ecco. Quindi insomma l'edicola è quasi un negozio di giocattoli per i bambini. Adesso sì, per i bambini sì, e si cerca di accontentarli, come adesso vanno di nuovo di moda le figurine Adrenaline, quelle dei calciatori. Le mamme magari brontolano perché costano tanto, però un pensierino, magari 1 o 2 la prendono lo stesso. Chi cede di più, nonni o mamma e papà? Chi sono i più deboli? Mamma e papà.
Sì, anche i genitori, sì, magari per premio, se sono andati bene a scuola, gli prendono la figurina e così sono contenti, così fate i bravi per un po' di tempo. Qua c'è il mercato, le piacciono questo tipo di iniziative? Mi dicevano che c'era l'idea anche che vorrebbero insomma farlo sempre qui sotto nella parte bassa di Gemona piuttosto che di Sì, sopra. ma è che dopo il paese proprio muore, lo fanno per quello un po' qua, un po' là, capisci? Anche la parte alta, sa, hanno solo quello perché altrimenti viene giù tutto. So che i commercianti vorrebbero venire tutti qua perché hanno più clienti, ma non so meno, lo so. Effettivamente qui è tutta un'altra musica perché c'è più giro di gente, più diciamo anche a livello di parcheggio, la gente si trova perché poi è in piano, non è in salita come... C'è proprio a livello logistico proprio è tutta un'altra situazione. Tu giri tanti mercatini, quindi fai tutto questo tipo di attività. Come ti trovi? Qua a Gemona adesso ormai per venire qua non conviene, perché qua adesso no, però più o meno almeno qua sotto faccio qualcosina, per quando vado a fare mercato sopra proprio quasi niente. I punti diciamo più importanti, le cose più urgenti forse da rivedere o da sistemare? Secondo me il principale credo sia la soluzione della salita del castello, su cui attendiamo dal sindaco qualche parola chiarificatrice. Poi un invito all'amministrazione a incalzare, a sollecitare i proprietari del fabbricato del Palazzo Scarpa, ex sede della Banca Popolare Anton Veneta, della Banca Anton Veneta di Gemona, perché venga riaperta, perché venga utilizzata. Sono più di 5 anni che è chiusa. Altro problema è la sistemazione e la possibilità per i turisti di vedere finalmente esposti i lacunari di Pomponio Amalteo. Lei è gemonese di nascita, però vive da tanti anni in Francia. In Francia. E torna qui ogni anno? Sì, come si dice, le radici sono qui, allora buona. Quando si è giovane ancora si può dimenticare, ma dopo sa l'età avanza, i ricordi vengono e... C'è un po' di nostalgia ogni tanto. Nostalgia, esattamente, Edicola Friuli finisce qui, ringraziamo naturalmente Silva e Mario per averci accolto in questa bella edicola. Il prossimo appuntamento è per venerdì prossimo naturalmente e saremo in onda da Sedegliano. A voi la parola per un saluto finale. Grazie, alla prossima. Auguri a tutti, buon vivere, arrivederci. Ciao!